incidente a Cerea nel Veronese, un automobilista ha perso il controllo della vettura ed ha travolto 2 famiglie sul marciapiede. Grave, un bambino di 7 anni. Servirà l'autopsia per far luce sulla morte di marito e moglie a Fara Vicentino. Il decesso almeno 10 giorni fa, non risultano segni di violenza o colluttazione. La sindaca vivevano in simbiosi. Rabbia e sgomento a Mestre per la morte di un'anziana di 88 anni 9 giorni dopo essere rimasta vittima della truffa del finto carabiniere. Non aveva superato lo shock martedì. I funerali. Palazzo di Chirignago, covo di borseggiatori di Venezia, l'edificio occupato abusivamente. Il comune di Venezia avvia le verifiche e promette il pugno di ferro. Arrestato a Jesolo il piromane seriale di Ceggia, si tratta di un 51enne incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Nell'ultimo devastante incendio ha distrutto 17 ettari di vegetazione. Siccità, l'assessore alla protezione civile Venturini in sopralluogo al lago di Santa Croce in Alpago. Serve una strategia condivisa, dice a breve un tavolo operativo. L'annuncio del presidente Stefani, istituita al Balbi un'unità organizzativa antimafia, obiettivo potenziare il ruolo della regione nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità. Ferragosto 2026, tra chi è in viaggio e chi rimane a casa, weekend di caldo e traffico intensi, manca allerta incendi in Prato della Valle a Padova, sicurezza in primo piano per lo spettacolo dei fuochi. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito con la cronaca, apriamo questa edizione. Drammatico incidente a Cerea nel Veronese, un automobilista ha perso il controllo della vettura ed ha travolto 2 famiglie sul marciapiede. Grave, un bambino di 7 anni. Potrebbe essere stato un attacco di ansia la causa del gravissimo incidente avvenuto a Cerea. L'automobilista, una donna di 66 anni residente in paese, ad un tratto ha perso il controllo della vettura ed ha travolto sul marciapiede 2 famiglie. Gravi le condizioni di un bimbo di 7 anni che nel violento impatto ha subito l'amputazione di un piede. Il piccolo, che si trovava con i genitori, è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, anche con gravi ferite al femore destro e contusioni ad una coscia. Hanno riportato lesioni fortunatamente non gravi altre 2 persone, un altro piccolo di 3 anni che ha subito un trauma facciale ed il papà di quest'ultimo con una contusione lombare. Entrambi sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Legnago. L'auto ha finito la corsa contro la vetrina di un negozio. La conducente della macchina sotto shock è stata portata in ospedale. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale di Cerea e dei carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. La 66enne sarà sottoposta agli esami per accertare le sue condizioni psicofisiche e per lei si ipotizza il reato di lesioni gravissime. Ed ancora cronaca, coniugi ritrovati senza vita nella loro abitazione a Faro Vicentino ieri pomeriggio. Le operazioni sono andate avanti fino a sera, ma ancora non si sa cosa sia successo, un vero e proprio giallo. Lei sull'uscio, all'ingresso, lui in bagno, entrambi solo parzialmente vestiti. Sono stati trovati così, senza vita, i corpi di Lanfranco Simonato, 71 anni, e della moglie Gianna Cunico, 66 anni, all'interno della loro abitazione in via Stadio a Fara Vicentino, a pochi metri dall'incrocio semaforico con via Reale. Corpi già in stato molto avanzato di decomposizione, sembrerebbe che fossero lì da almeno 10 giorni. Una scoperta agghiacciante, quella dei vigili del fuoco di Bassano, intervenuti su richiesta dei carabinieri di Vicenza. Una volta forzato il portone d'ingresso, si sono ritrovati davanti a questa scena. Non ci sarebbero segni di violenza sui corpi e dai primi riscontri non emergerebbero elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Che cosa è successo allora a Lanfranco e a Gianna? Un vero e proprio giallo che lascia molti interrogativi, non solo per le circostanze della morte, ma anche considerando l'età dei 2 coniugi e soprattutto la posizione dei corpi in parti diverse della casa. Avevano una figlia di 44 anni, Federica, che, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, non viveva più con loro da 3 mesi. Gli investigatori stanno raccogliendo tutte le testimonianze utili, interrogheranno anche lei, così come i fratelli di Lanfranco, vicini di casa della coppia, e la sorella di Gianna, che avrebbe dato l'allarme sulla loro scomparsa. Sono quindi in corso tutti gli accertamenti per fare chiarezza sull'accaduto. Per ora però restano più domande che risposte. Si procederà con l'autopsia proprio per far luce sulle cause del decesso. E noi abbiamo parlato con la sindaca di Fara Vicentino.
Nulla vieta comunque che possa trattarsi di una morte naturale per entrambi, proprio perché erano in simbiosi loro due, loro vivevano all'interno della loro proprietà, per cui posso pensare che magari manchi uno o l'altra e ci sia una reazione della persona che vede cosa è successo all'altro. Lo spera con tutto il cuore la sindaca di Fara Vicentino, Teresa Sperotto, che si tratti di una morte naturale, niente di più, ma sarà soltanto l'autopsia a far luce sulle vere cause del decesso e a ricostruire gli ultimi istanti di vita di Lanfranco Simonato e Gianna Cunico. Conoscevo lui di vista, lei non l'avevo mai vista, o se l'ho vista non sapevo fosse sua moglie. Conducevano una vita molto riservata, molto discreta, e si vedevano pochissimo in paese, se non per atti comunali o diciamo incombenze normative. Una coppia molto riservata, facevano quasi tutto insieme, in simbiosi, come ci ha raccontato la sindaca. Uscivano poco di casa, conducevano una vita in due. A dare l'allarme sulla loro scomparsa sarebbe stata la sorella di Gianna Cunico, che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con nessuno dei due. I vicini di casa non avevano notato nulla di particolare. Tra l'altro proprio loro, i vicini, sono i fratelli di Lanfranco, ma a quanto pare la situazione in famiglia non era delle migliori, avevano interrotto i rapporti. Di sicuro si vedevano poco tra loro tre. Ieri era presente il fratello Walter e l'altro non c'era, è stato chiamato dai carabinieri, era lì, ha fatto le sue deposizioni anche lui. Un'altra perdita per la comunità di Fara Vicentino, che lascia il suo segno, soprattutto perché questa vicenda resta tuttora avvolta nel mistero e la gente continua a chiedersi cosa sia realmente accaduto. Decisamente una grande tragedia e veramente un senso di smarrimento, quello sì. Ed ora un altro giallo, questa volta a Rovigo. La badante scopre i cadaveri dei due anziani coniugi che assiste e lancia l'allarme. Giallo su quello che è accaduto in un appartamento di Rovigo. La procura apre un'inchiesta. La procura di Rovigo ha aperto un procedimento nei confronti di ignoti per omicidio colposo. Il fascicolo è stato aperto dopo la scoperta dei corpi di due anziani coniugi di 94 e 95 anni ritrovati nella loro abitazione della frazione di Mar di Mago dai poliziotti della questura di Rovigo. A dare l'allarme la badante, quando è arrivata nella loro casa e ha scoperto i due cadaveri. I primi accertamenti, fatti con i vigili del fuoco, hanno consentito di escludere eventuali perdite di gas dall'impianto di casa e sui corpi degli anziani non erano inoltre presenti segni apparenti di violenza. A quel punto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica e l'appartamento è stato sequestrato per effettuare i rilievi. In queste ore è stato conferito l'incarico per l'autopsia per accertare cause e momento preciso del decesso. Ed ora ci spostiamo a Mestre. Era troppo scossa il cordoglio della comunità di Mestre all'anziana morta 9 giorni dopo la truffa del finto carabiniere. I funerali si terranno martedì prossimo a Carpenedo. Se succede a una certa età reagisce in una maniera, in un'età più avanzata chiaramente la reazione purtroppo è più grave. Così conoscenti e vicini di casa ancora increduli e sgomenti in merito alla vicenda di Anna Maria Sommartino, 88 anni, i cui funerali si terranno martedì 18 agosto nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Carpenedo. L'anziana, morta di crepacuore nella sua abitazione in via Monteberico a 9 giorni dalla truffa del finto carabiniere. Tutto ha inizio lo scorso 3 agosto, quando i truffatori mettono in atto un piano veramente diabolico. Uno dei due, presentandosi al telefono, chiamando al numero fisso di casa, chiede del marito di Anna Maria, il signor Luciano, dicendogli che deve presentarsi immediatamente alla caserma dei Carabinieri di Mestre in via Palazzo, caserma che in via Palazzo non esiste in quanto ci sono gli uffici comunali, perché deve denunciare lo smarrimento della sua carta d'identità sottrattagli a Treviso per rapinare una gioielleria. Una volta lasciata sola l'anziana, il complice si presenta alla porta fingendosi un carabiniere con la scusa di controllare che i gioielli da lei posseduti non siano quelli sottratti alla gioielleria
nel corso dell'inventata rapina a Treviso, riesce a farseli consegnare tutti. Grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale di Venezia e della Polfer, che riesce a bloccare il truffatore a Bologna in un treno diretto verso sud, il bottino viene interamente recuperato in tempi rapidissimi, ma nonostante il danno economico venga azzerato, di fatto l'impatto psicologico rimane devastante. Secondo chi le era stato vicino, l'anziana non sarebbe riuscita a superare l'angoscia e lo shock dell'evento che hanno gravato sul suo stato d'animo fino al tragico epilogo. Purtroppo attualmente il problema non è la grande mafia qua, è la microcriminalità. La microcriminalità attuale, le forze dell'ordine sono ridotte all'osso e quindi questi personaggi qua agiscono con la massima tranquillità, quasi consci di essere assolutamente al di fuori di ogni riparazione. Purtroppo la situazione è questa anche in zone come questa, che è considerata la migliore di Mestre, mentre le altre zone di Mestre sono ancora più a rischio. I funerali saranno celebrati dal parroco Don Gianni Antoniazzi. A Chirignago scoperto il covo dei presunti borseggiatori di Venezia, occupato abusivamente e viene subaffittato dagli stessi anche come hotel del buco, stanza a 10 euro al giorno per i tossicodipendenti. Da oltre un anno è il buco nero della legalità e questo palazzo signorile di 3 piani si trova a Chirignago, nella centralissima piazza San Giorgio, proprio di fronte alla chiesa. È qui che le bande di borseggiatori che ogni giorno partono dalla terraferma verso Venezia per colpire turisti e non soltanto, lo avrebbero trasformato nel loro quartier generale logistico, una vera e propria centrale del crimine e del degrado, dove una parte dei locali interni verrebbero addirittura adibiti ad albergo per tossicodipendenti, alla tariffa fissa di 10 euro al giorno. L'immobile è sottratto alla disponibilità dei proprietari attraverso un raggiro. Da quel momento le porte del palazzo si sono spalancate alla criminalità, ma restano chiuse per i proprietari, nonostante denunce su denunce e l'atteso sfratto esecutivo che non arriva mai. Il palazzo è costantemente presidiato da borseggiatori o borseggiatrici sentinella, come attestano le nostre immagini. Sulla vicenda interviene anche l'amministrazione comunale che, in attesa di verifiche, promette il pugno duro. Effettivamente abbiamo appreso di questa notizia dei borseggiatori che si sarebbero appropriati di questa palazzina a Chirignago. Abbiamo messo in moto tutta una serie di accertamenti, di verifiche in sinergia con il commissariato di Marghera. È da tenere presente che risulta che comunque questi soggetti abbiano già avuto uno sfratto esecutivo che mi auguro possa essere rispettato a breve. Tutti gli accertamenti che potremo fare come amministrazione comunale per quanto di competenza di carattere amministrativo li metteremo in atto e poi verificheremo come stanno effettivamente le cose. Ed ora in provincia di Udine, Amaro è la punta dell'iceberg, ma la regione sta vivendo difficoltà diffuse con il maltempo e gli incendi. La regione continua ad affrontare delle giornate caratterizzate da temperature molto elevate, dall'assenza di precipitazioni. Per la serata è prevista buona moderata lungo la costa, in particolare sull'area triestina, mentre le operazioni di spegnimento e monitoraggio proseguono senza sosta su diversi fronti riepilogati da un comunicato della Protezione Civile. L'area più critica resta la provincia di Udine, dove si concentrano i focolai ancora attivi sul Monte Amariana ad Amaro, con le linee elettriche disattivate per sicurezza e la strada regionale 125 temporaneamente chiusa. Sul Monte Cozzarella chiusa forte, dove operano un elicottero regionale, il Canadair Can 12 e 3 aerei antincendio sloveni in cooperazione transfrontaliera, anche poi a Forni di Sotto. In provincia di Pordenone, a Tramonti di Mezzo, il fumo denso sta al momento ostacolando l'intervento dei mezzi aerei, mentre nel Goriziano il rogo sulla statale 55 a Doberdò del Lago è finalmente entrato in fase di bonifica. Tutti gli altri focolai censiti sul territorio regionale, inclusi quelli nel Triestino e nel Pordenonese, rimangono sotto costante e attento monitoraggio da parte delle squadre a terra anche in questi giorni torridi di Ferragosto.
Continuiamo con la cronaca. Arrestato a Jesolo il piromane seriale di Ceggia. Si tratta di un 51enne incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Nell'ultimo devastante incendio ha distrutto 17 ettari di vegetazione. Dopo l'ultimo devastante rogo che ha incendiato 17.000 metri quadrati di verde a Ceggia, la corsa del piromane seriale si è conclusa a Jesolo, nel parcheggio di un centro commerciale dove il 51enne ciliense è stato bloccato dai carabinieri di San Donà con gli accendini ancora in auto. Il piromane identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Fine di un incubo dunque a Ceggia, dove il 51enne responsabile di 4 incendi dolosi aveva dato avvio alla sua escalation criminale nei primi giorni di agosto, con i primi 2 roghi appiccati lungo le sponde di un canale. Il disegno distruttivo si è completato il 13 agosto, quando i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nuovamente nella stessa mattinata per altri 2 incendi ravvicinati. Un primo rogo di circa 500 metri quadri e il secondo, il più esteso, come già detto, di ben 17 ettari, che ha divorato aree incolte e danneggiato le recinzioni di alcune attività produttive e industriali della zona. Arrestato, si trova ora nel carcere 2 Palazzi di Padova, a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'udienza di convalida. Non si esclude l'origine dolosa per il vasto incendio a Crespadoro che ha tenuto impegnate decine di volontari e squadre di pompieri e di protezione civile veronese che si sono alternati per domare le fiamme per tutta la notte, devastati dal rogo sul monte Formiga a 4 ettari di pascolo. Le complesse operazioni sono state coordinate dalla prefettura, che dopo decine di interventi degli elicotteri ha sollecitato l'impiego di aerei appoggiata dalla regione Veneto. Un Canadair proveniente da Roma infine ha eseguito 5 lanci, mentre ancora vengono smassate le sterpaglie fumanti, indagano i carabinieri forestali. Siccità e fabbisogno idrico. Stamani al lago di Santa Croce è diventato emblema nelle scorse settimane degli effetti del cambiamento climatico. È arrivata per un sopralluogo l'assessora regionale Elisa Venturini. Conciliare i bisogni idrici della pianura con la tutela del patrimonio ambientale della montagna, strettamente legato all'indotto turistico, ma anche ai temi di protezione civile e sicurezza del territorio. Dal sopralluogo al lago di Santa Croce dell'assessore regionale all'ambiente e protezione civile Elisa Venturini, ospite del consigliere provinciale e sindaco di Alpago, nonché collega di partito Alberto Peterle, le priorità che emergono sono chiare. È chiaro che il calo del livello dell'acqua del lago è una questione complessa, perché è legata ad una serie di esigenze. C'è l'esigenza dei fabbisogni idrici a valle, le esigenze turistico-ambientali dei comuni rivieraschi, la produzione idroelettrica, le necessità di protezione civile e raccolta dell'acqua per gli incendi, tutte finalità che devono essere contemperate. Per fare questo la Regione ritiene opportuno individuare un momento di confronto dove coinvolgere tutti i soggetti interessati. E quindi l'ente provincia, consorzio BIM, consorzi di bonifica, autorità di bacino, Enel e sindaci dei comuni rivieraschi per individuare soluzioni di gestione da attuare nell'immediato e la pianificazione di interventi strutturali più complessi nel lungo periodo. Da arrivare quindi a soddisfare le esigenze del territorio, che non è solo del territorio montano ma del territorio di pianura, perché si tratta di un sistema questo che riguarda la gestione dell'acqua e della risorsa idrica. Una questione che ha ormai assunto connotati quanto mai politici. Un coordinamento centrale con capofila alla Regione è richiesto a gran voce dalle opposizioni, in particolare dal consigliere regionale Dem Alessandro Del Bianco e dalla consigliera provinciale e sindaca di Pieve di Cadore Cindy Manusci. Il primo manifestando la necessità di elaborare un bilancio idrico regionale aggiornato che consenta di chiarire fabbisogni e disponibilità della risorsa idrica. La seconda con la richiesta di assunzione di responsabilità da parte della Regione quale ente di riferimento. Di costruzione di invasi per la raccolta e stoccaggio dell'acqua in montagna come in pianura, così come dello sghiaiamento dei fondali
lacustri ha parlato nelle scorse ore l'assessore regionale alla montagna Dario Bond, auspicando un'attivazione nei confronti del governo entro il più breve tempo possibile. Occorre una pianificazione che agisca preventivamente e non solo a emergenza in corso, ha detto infine il sindaco di Alpago, da settimane alle prese con le pesanti ricadute per l'indotto turistico causate dall'abbassamento del livello del lago. Il tema è molto articolato, il tema è complesso e sicuramente occorre imbastire una nuova gestione più responsabile e un po' più moderna di tutta la risorsa idrica, perché l'acqua è un bene di tutti e va gestito responsabilmente. Ed ora ci spostiamo a Lusiana Conco, dove è scattata l'ordinanza antifuochi per prevenire il rischio di incendi. Stop a barbecue e botti. Vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco all'aperto, anche nelle aree attrezzate. È vietato pure l'uso di fuochi d'artificio di ogni genere. Lo decreta un'ordinanza emanata poche ore fa dal comune di Lusiana Conco per far fronte all'emergenza incendi che grava sul territorio. La decisione, comunque non facile e di certo sofferta, è stata presa dalla sindaca Antonella Corradin in vista del fine settimana ferragostano, quando è previsto l'arrivo in altopiano di un gran numero di turisti e villeggianti. Una situazione che rischia di diventare pericolosa se qualcuno non dovesse far uso del buonsenso al quale hanno fatto riferimento gli altri sindaci del comprensorio, che hanno deciso invece di non emanare ordinanze antifuochi. Fra i motivi principali c'è anche quello delle precipitazioni, che nella conca centrale si sono fatte vive praticamente ogni giorno nell'ultima settimana. Una pioggia qui, un rovescio là, hanno reso il sottobosco meno esposto a rischio incendi, cosa che invece non è successa sulla spalla dell'altopiano, dove i prati sono ingialliti precocemente e dove il bosco sembra aver già vestito la casacca autunnale a causa della siccità e del caldo. E così la sindaca ha firmato il divieto assoluto di accendere fuochi, come dicevamo, anche in aree attrezzate. Stop pure ai fuochi di ripulitura di sterpi e ramaglie, ai falò e pure ai barbecue. Niente fornelletti a gas, candele, torce o altre sorgenti di fiamma libera. Il provvedimento vieta inoltre i botti, i petardi, le lanterne volanti e tutto quello che potrebbe diventare causa di innesco. La rigidità di queste poche righe fa capire la preoccupazione dell'amministrazione di fronte a una situazione che potrebbe degenerare in qualsiasi momento, come si è visto già a Miane e a Crespadoro, con l'aggravante della mancanza d'acqua per elicotteri e Canadair. Abbiamo istituito una specifica unità organizzativa regionale antimafia. L'obiettivo è potenziare sempre di più il ruolo della Regione del Veneto nella difesa e nella promozione della legalità, lo afferma in una nota il presidente del Veneto Alberto Stefani, annunciando l'avvio del percorso interno agli uffici di Palazzo Balbi per l'istituzione di una specifica struttura che affiancherà i comuni. In questo modo vogliamo contrastare le infiltrazioni di carattere mafioso nella nostra terra, sostenendo agli enti locali e le organizzazioni del terzo settore con uno strumento omogeneo ed efficace nei percorsi per l'accesso al riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata e nella gestione. Stefani, che alla fine dello scorso maggio ha assunto in giunta una specifica delega antimafia, ha definito fondamentale mettere sul tavolo azioni che facciano sentire i cittadini parte attiva in questa battaglia. Ed ora siamo a Ferragosto, ultimi preparativi per Prato della Valle, che sul lato della Basilica di Santa Giustina ospiterà lo spettacolo di Ferragosto. Saranno circa 25.000 le persone ammesse in Prato della Valle per lo spettacolo di Ferragosto. Il grande palco è stato allestito, mancano i dettagli, mentre solo dalla mattina del 15 agosto si posizioneranno i fuochi d'artificio. Sarà un prato blindato, quello che ospiterà padovani e turisti, con molte limitazioni e centinaia di uomini delle forze dell'ordine e dell'organizzazione a vigilare sulla sicurezza. Saranno monitorati anche gli arrivi in treno alla stazione, così come decine saranno gli uomini del SUEM 118 e dei Vigili del Fuoco. Ovviamente rivista la viabilità, mentre i punti di accesso alla piazza saranno posizionati degli strumenti contapersone per non superare il limite imposto. Il mercato sarà attivo fino alle 14, il parcheggio di Piazza Rabin aperto solo fino alle 19, potenziato il servizio sostitutivo del tram per la fine della serata, che prevede lo spettacolo musicale dalle 21
21 e i fuochi alle 23:30. Il consiglio è di arrivare in prato senza bottiglie di vetro e lattine vietate, lanterne cinesi, spray e schiume, ma anche droni. Le borse saranno controllate ai varchi d'accesso. Ferragosto a Vicenza vince la tradizione, le intenzioni dei cittadini al nostro microfono, incontrati in centro storico su come intendono trascorrere il Capodanno d'estate. Cosa farà Ferragosto? Assolutamente niente, rimarrò a casa, al fresco no perché non ho il condizionatore, però in giro c'è troppa gente, quindi a casa e in relax con gli amici. La tradizione cosa prevede? Quella sua, quella che ricorda gli altri anni? Grigliata e gavettoni, ma quest'anno con questo caldo niente grigliata, forse gavettoni. Ferragosto lo faccio in Francia, non ho idea. Qualche bella grigliata in compagnia. Qualche malga, diciamo una visita sulle malghe e i nostri forti che sono sempre da rivedere, storici e piacevole. In realtà non ho voglia di fare programmi, vado in altopiano dove ho la casa e cercherò di evitare il caos che ci sarà perché lo so. Ferragosto è diventato la parte principale e non ci si ricorda più che è l'Assunta, che quindi è festa della Madonna, la più importante per eccellenza, la festa della Madonna. Noi qui abbiamo la Madonna di Monteberico che è fondamentale e di solito si andava su a monte. Io resto a casa, porto a passeggiare il cane nella città vuota. Menù? Ah no, quello di tutti i giorni, una cosa banale, non mi sono neanche accorta che è Ferragosto. Guardi, sono andata al mercato, mi sono già comprata pasticcio alle verdure, crocchette con lo speck, quindi il mio menù me lo sono già fatto. Così non ho da cucinare, con sto caldo sono a posto, la gatta è a posto, quindi questo è il mio Ferragosto. Importante la parte religiosa. Anche certo che sì, bisogna credere soprattutto in questi periodi qua. Alla Madonna cosa bisogna chiedere secondo lei? Una grazia penso. Lei non abita qui, è una vicentina all'estero. Sì, una vicentina che vive a Cincinnati, in Ohio, dove ci sono peraltro altri italiani e anche altri vicentini e si festeggia assieme il Ferragosto e io per assurdo l'ho sentito di più lì a Cincinnati. Ci siamo trovati anche l'anno scorso, eravamo una trentina, ognuno ha portato qualcosa e abbiamo festeggiato la giornata assieme, quindi è un po', secondo me, quando si è all'estero c'è proprio questo bisogno di ritrovarsi, si ritrovano di più le tradizioni. Estate difficile ma anche molte soddisfazioni per il canile San Francesco di Piazzola sul Brenta che registra un record di donazioni. Dopo 23 anni di vita, il canile San Francesco di Presina raggiunge il record di donazioni ricevute attraverso il 5 per 1000, un aumento del 38% che bilancia la preoccupazione di un'estate difficile per il grande caldo e per i numeri di cani abbandonati. Sono oltre 30 i volontari che ogni giorno contribuiscono a rendere migliore la vita dei cani ospitati, per i quali è stato anche necessario dividere a metà alcuni dei box per aumentare lo spazio a disposizione. È un'estate durissima quella che stiamo vivendo. Si pensi solo a un dato. Abbiamo dovuto raddoppiare qualche box perché altrimenti gli spazi non c'erano. In una realtà, pensate che in quasi un quarto di secolo ha accolto 6.000 cani, dandone in adozione il 90%. Il momento è brutto, però a fronte di tante entrate si sta registrando anche un alto numero di cani difficili, leggi, mordaci, che riescono a trovare un nuovo padrone. Altro motivo di soddisfazione per quest'estate è che vanno in adozione anche molti cani cosiddetti problematici, ovvero predisposti a mordere chi si trova vicino a loro. Merito anche di Davide Battaglia, educatore cinofilo con grandi competenze specifiche. E per noi allora è una festa, perché è chiaro che il canile di Presina è nato non per accogliere per sempre i cani, ma come trampolino di lancio per una nuova adozione. Un esempio è il cane di razza Ciao Ciao Pepe, che è arrivato da Borgoricco. All'ingresso nel canile un anno e mezzo fa presentava gravi problemi di aggressività
Inavvicinabile da chiunque, rispondeva mordendo a ogni tentativo di contatto. Battaglia, preso in carico il cane, ha avviato un percorso di riabilitazione di 6 mesi che ha letteralmente scardinato la diffidenza e l'ostilità di Pepe, finito addirittura in adozione, che ha trovato infatti a Tezze sul Brenta la famiglia adatta, cosa non semplice e che tutt'altro che scontata. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.